amici di Bella Sicilia, tutto inizia da qui, da queste bellissime olive. Da qui otterremo il buon olio. L'idea inizia dal 1948, quando il mio bisnonno creò il frantoio in appena 40 giorni, quando ancora non c'era neanche energia elettrica, e con un motore a scoppio lui alimentava tutta l'attività, quindi tutto il servizio, diciamo, rotativo dell'azienda. Oggi continuiamo questa attività, siamo alla quarta generazione, abbiamo tantissimi tipi di olive che ci sono nella nostra zona, che è molto ricca, c'è tanta passione, c'è tanto amore in questo lavoro che facciamo, tanto impegno, tanti sacrifici. La mietura avviene tramite un sistema a frangitura a coltelli, con un'estrazione centrifuga, con un impianto dell'azienda Vitone. Tutto a freddo, utilizziamo una semplicissima centrifuga classica, siamo in un sistema di 2 fasi e mezzo, e poi la chiarificazione dell'olio avviene tramite il classico separatore. L'olio è un'emozione importante, è il frutto, diciamo, di un lavoro faticoso, di tanti sacrifici. Ogni volta che esce l'olio dal separatore ci batte il cuore in modo particolare, perché è veramente un risultato importante di un lavoro molto pesante. Fra poco butteremo le olive lì sopra, che andranno lì dentro, che andranno lavati, poi vanno macinati, poi lì dentro che va alla lavorazione, tutte le olive vengono lavorate, poi di là che separa l'olio dall'acqua e poi esce l'olio. Vi descrivo come avviene la lavorazione delle olive, dal primo passaggio, che è l'arrivo in frantoio, lo stoccaggio in queste ceste chiamate bins, e subito dopo da qui passeremo alla fase di pesatura. Dalla pesatura delle olive passiamo alla fase di deramifogliazione, dove le olive vengono ripulite da tutta la parte secca, quindi foglie e rami. Dalla deramifogliazione passiamo alla fase di lavaggio, asciugatura delle olive, e una delle fasi più importanti, la frangitura. Dalla frangitura arriviamo subito alla fase di gramolazione. Le olive vengono gramolate in queste vasche per un tempo determinato in base alla tipologia di olive. A prodotto ottenuto si intende raggiunto l'aspo. Passiamo alla fase di estrazione centrifuga, e dove otterremo subito acqua di vegetazione, olio ancora grezzo, quindi questo mosto oleoso, che passerà all'ultima fase, che è il separatore, diciamo che è un chiarificatore, una centrifuga che chiarificherà quest'olio, e avremo l'olio già pronto per essere degustato. L'annata è un'annata molto ricca, abbiamo già un olio importante perché le olive sono sane, non hanno vermi, e quindi hanno dato già un olio veramente di grande qualità. Ed ora è il momento del pane punzato. Questa è mia madre, diciamo la titolare del frantoio, il suo nonno fondò questa azienda. Quanti anni aveva quando è entrata per la prima volta in frantoio? Ma ero piccolissima, perché mia mamma era incinta quando hanno fatto il frantoio qua, di me. È bello vedere suo figlio che continua a portare avanti quest'arte, possiamo definirla così, perché essere un frantoiano è un'arte oggi. Sì, io sono orgogliosa di mio. La gente, dopo che raccoglieva le olive, mangiava il pane condito con l'olio, anche perché è abbastanza nutriente, e dopo le grandi fatiche fatte in campagna provavano il piacere di mangiare una fetta di pane con l'olio. Già l'olio era un qualcosa di pregiato, infatti quando dice che l'olio cade a terra, si rompe una bottiglia, la gente dice che porta male. Questo è il nostro olio siciliano, sì, è il nostro vero olio.